C'è mute ti clamis tu? Mandi, io sono Enza Purino. Mi chiami Clara. Du là insegnis tu? Insegni alla scuola dell'infanzia di Sunviele, Istituto Comprensivo di Feagne. Insegni a scuole primarie di Chiasteoms. Di 1 a 10, trop ti plasie fa la mestra di Furlan. 10. 11. C'è dopris tu per insegnare il Furlan? Io uso una metodologia CLIL che ho i dopri la lingue per poter insegnare qualsiasi contenuto, quindi che la roba primaria, dopodiché si dopre la svolta il computer, la LIM, però so riduce che io faccio con i frus, che il di far manipolare, di imparare tramite il fa. Duzze corrivi. Da me voce, da me gestualità, dal mio entusiasmo, che è anche un'impresa, a duce che può offrirmi la multimedialità, quindi il computer, internet, o proprio anche la radio, quando andai occasione, i videos, duce che può conventami. Qual è il strumento che ti ha fatto di Bia dell'ore che lo hanno inventato? Il correttore ortografico, perché ti aiuta tantissimo. Ovviamente tu hai di sapere e conosci la grafia e la grammatica furlane, però che lì ti aiuta in effetti a vedere dove che tu hai fatto il fallo. Sicuramente il strumento dal club Lenghis Ladin, è un'impresa che permette di lavorare col computer, con l'ordinatore, con i frus, e sarebbe bello che tutti i messaggi di furlan in curta potete doprare che strumenti a scuola, alle loro classi. Di 1 a 10, trop ti fasino sta bene i tiei arlevs? 10. 11. Qual è la roba più brutte che ti han dite sull'insegnamento al Furlan? Una persona ha avuto il coraggio di dire che alle miglior non insegnare la lingua furlane e che quindi i genitori sarebbero che mettono l'opzione no anziché sì. Oh, c'è coventie. Qualsiasi sei robe che tu ti insegni san frut, andà un so per sé. Per far crescere dei frus che diventeranno degli oms e che non diseranno mai ma c'è coventie a insegnare furlan. Quale è stata invece la tua soddisfazione più grande? Mi ha fatto veramente tanto piacere quando anche due genitori, un genitore mi ha detto, un papà mi ha detto, maestra Enza, sono contento perché i miei figli hanno imparato a tabà furlan con te. E la madre di un'altra fruttute che mi ha detto, chiale, io non sai, ma tabai talmente bene il furlan e a passi da un codice che l'altro, dal furlan al italiano e all'inglese, con una facilità estreme, cioè io che hai raggiunto. È stata di una mare di mare lingue arabe, in prima da un progetto multiculturale, avevo infatti lavorato ai frus, oltre che in italiano, inglese e furlan, anche in arabo, e qualche anno dopo io ho attaccata a fare furlan, perché avevo fatto il corso, e ieri è arrivata e mi ha detto, io voglio mio figlio imparare tua lingua, perché tu sei stata brava con mia lingua. Perché insegni tu il Furlan? Lui che dici, perché insegni tu furlan, io domanderei che succederebbe se tu non tu insegneressi furlan. Se io non insegno in furlan, i frus crescono, diventeranno oms, diventeranno paris, nonos, e un domani un loro nevoti domanderà, ma tu sai tu calere furlan? E lui al domanderà, risponderà, sì, erano le lingue che si tagliava tanti tempo fa, e tu le sai tu? E lui dirà di no, perché non me le hanno insegnate. Ma che risposte chi avrà tutte le tristezze di un uomo che aveva la possibilità di avere un tesoro, una parte di un tesoro, non importa se grande o piccolo, e qualcuno ha deciso per lui di non passare. Allora, insegni furlan perché sono nasciuta e cresciuta al Friuli, sono di Marilenghe furlane. E hai fatto tantissimi corsi di lingue furlane, di grafie, di letteratura, di storie, e mi sto appassionata. E poi tu impari, e poi tu fai, e mio ritorni a dare a trasmettere la passione di insegnare anche la lingua furlane. Di conseguenza la formazione, l'imparare e la ciri robe che non tu conoscevi sono veramente il motore di tutto.